Seconda corsa per cavalli di 3 anni, 1 Fly to the Moon F, 2 Fenalu ST, 3 Fede Dipa, 4 Fast Italia, 5 Fatidic, 6 Futurama, seconda linea 7 Fiona Spritz, 8 Formula 1 GSO, 9 Franca Daghi, 10 Florida Wise L, 11 Fortuna. Favori netti per Fenalu ST, numero 2 Santo Mollo in Sediolo. Corsa per sole femmine, macchina che accelera l'errore di Fenalu e così al comando si lancia Fatidic. Numero 2 Fenalu ST, squalificato. La squalifica del favorito, dunque, e in testa si porta così in breve Fatidic nei confronti di Fly to the Moon F. Più indietro dovrebbe essere Formula 1, primi 200 in 15, con posizioni che vanno ad assestarsi. C'è la progressione esterna ora da parte di Franca Daghi. Franca Daghi avanza, seguita nell'azione da Fast Italia, mentre in seconda posizione rimane Fly to the Moon F davanti a Formula 1, i 600. In un tranquillo Numero 11 Fortuna, squalificato. 47 e 1 per pariglie esterne. C'è ora anche la mossa di Florida Wise che progredisce in terza ruota e dopo 800 metri cerca di sorprendere Battistrada. Florida Wise passa a condurre. Numero 5 Fatidic, squalificato. E così in vantaggio Florida Wise L, che ha sorpreso tutti al passaggio. L'errore di Fatidic ha semplificato il compito. Intanto in seconda posizione Franca Daghi, all'esterno c'è Fast Italia, poi Fly to the Moon F chiusa alla corda. 500 alla conclusione con in vantaggio Florida Wise che arriva al paletto dei 400 metri finali con a ridosso Fast Italia. Più indietro ha trovato la luce anche Fly to the Moon F, ma in schiena a Fast Italia, completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo. Si presenta in vantaggio Florida Wise, ci prova Fast Italia che attacca a centropista, trotta poco però e deve accontentarsi Marco Stefani. La vittoria invece va a Florida Wise L, mentre si getta d'ambio, di galoppo dopo il palo Fast Italia, probabilmente dopo il palo. La vittoria invece per Florida Wise L, il VP dell'Annunziata. Andiamo a rivedere le immagini e cercare di capire se Fast Italia sbaglia prima o dopo il palo. Certo bella non era, ma materiale per la giuria sicuramente. Poi per il terzo finiscono in linea Fly to the Moon Futurama. La vittoria comunque non sfugge a Florida Wise L a grossa quota, 26 a quota fissa per l'allievo di Battista Congiu, guidato da VP dell'Annunziata per Scuderia Don Peppe.